Dopo Livatino, il comitato di quartiere Fontanelle Insieme organizza la giornata della legalità in memoria del giudice Falcone. Nel 1993 nella aiuola accanto alla parrocchia, la aiuola circolare, è stato piantato un albero grazie all'idea, all'impegno e alla volontà di Ester Vedova e dell'associazione Antigone. Abbiamo voluto riprendere quest'idea valorizzando sicuramente un luogo, uno spazio che possa diventare un punto di riferimento, di incontro e di riflessione. Continua l'impegno del comitato insieme all'amministrazione, alla cooperativa Livatino, Legambiente, la GESCI, la parrocchia e la scuola. Sicuramente è un percorso che continua a dare i suoi frutti a distanza di pochi giorni dall'evento di Livatino che ha restituito alla collettività il giardino della legalità e piazzetta Livatino. Alle sue spalle vediamo dei cartelloni che sono stati realizzati dai bambini del quartiere perché da loro nascerà una nuova coscienza antimafia, una coscienza di legalità. Sì, abbiamo coinvolto sia la parrocchia che la scuola in un percorso sicuramente nel ricordo di fare memoria, perché dobbiamo rispettare il passato e dobbiamo vivere il presente facendolo anche continuare a vivere con i ragazzi del nostro quartiere. Questo è l'albero in onore di Falcone che il centro Antigone 28 anni fa piantò qui a Fontanelle. Questo albero ancora produce i suoi frutti. Sì, e i frutti sono la continuità nel tempo, il nuovo protagonismo del quartiere, dei giovani, delle donne di questo quartiere. Allora, a un anno di distanza dalla morte di Giovanni Falcone, il 18 di maggio, perché mi fu detto da sua sorella Maria Falcone, che poi ha continuato ad avere un rapporto, tant'è che è la prima tesserata al centro che ora dirigo, che è il centro Alda Merini Liberamente Donna. Maria Falcone mi disse: non posso venire il 23 di maggio, ma fallo il 18, perché quello è stato il giorno in cui è nato Giovanni. E allora lo facemmo e piantammo qui alla presenza di tutte le istituzioni civili e religiose, a seguito di un convegno bellissimo che vide la partecipazione di tante persone. Però questo momento di oggi, secondo me, rappresenta anche altro, rappresenta un concetto di legalità che è fondamentale, perché oggi è anche la giornata della legalità. Un'altra bellissima iniziativa che ci vede nuovamente coinvolti come amministrazione comunale, grazie a che cosa? Grazie all'impegno di tutti, ma soprattutto di quelli del comitato di Fontanelle che continuano, insistono imperterriti a fare che cosa? A creare entusiasmo, e noi ci siamo in questo entusiasmo e ci tuffiamo dentro. Oggi ricordiamo che cosa? Ricordiamo quel tragico evento della morte di Giovanni Falcone che deve rimanere impresso in noi, perché ci deve dare quel messaggio di speranza. È il grande messaggio di servizio che ci lascia Giovanni Falcone, proprio nelle sue parole, è quelle di servizio verso lo Stato e la speranza che non deve mai smettere, mai finire, perché noi dobbiamo continuare a esprimere questo messaggio di ricordo, ma soprattutto di speranza di quello che è la lotta contro le mafie. E quindi sono contento, l'amministrazione è veramente contenta di questo rapporto di amicizia, di unione, di sinergia positiva che si è costruito in questo quartiere, e continueremo sempre con altre iniziative grazie all'impegno di tutti, soprattutto l'impegno dei cittadini che non può mancare e non deve mancare. Lei ha vissuto sulla sua pelle la crudeltà della mafia, 40 anni fa l'omicidio di suo padre, vittima innocente. Oggi viene qui, porta un messaggio di speranza per scuotere le coscienze. Cosa ha detto a questi ragazzi? Allora, intanto sono stato felice di incontrare questi ragazzi, perché a me interessa incontrare ragazzi, i giovani di questa terra, perché sono proprio il futuro di questa terra. Dico, è importante portare il messaggio di legalità, e la cosa che ribadisco sempre, è quella, che la legalità non si fa solo il giorno 23 o il 19 luglio, la legalità si fa ogni giorno. Per cambiare questa terra bisogna fare tantissima legalità. Anche perché una domanda che mi hanno fatto, una bambina mi ha fatto, è proprio quella: se la mafia sia finita con la cattura di Rina e di Provenzano. No, non è finita. Ci sono altri latitanti come Matteo Messina Denaro e altri. E questa terra, la mafia è ancora potente ed è attiva. Lei ha conosciuto il giudice Falcone quando lei aveva 16 anni, che ricordo ha? Ho un ricordo bellissimo di una persona molto rigida ma molto tenera.
Ricordo quando lui mi incontrò, lo vedevo così rigido, ma poi quando ha capito chi fossi, ho sentito tutto quel senso umano, dicendomi stai tranquillo che papà avrà giustizia, conosco un po' la storia e papà avrà giustizia, e così è stato. Sono passati moltissimi anni e da lassù mi ha guidato come una stella.